Mandi, mandi, dal disegno per furlan, che tu ti visi, quando tu sei lontan, non tu viodarà, cui sapere troppo. Buonasera a tutti e bentornati in questa trasmissione che voglio dare a tutti a capire meglio i bredeis da nostra lingua furlana. Se si pensais, l'ultima volta abbiamo detto in struc tutti che abbiamo fatto in queste 14 puntate, si fate giusto notte la 15ª puntata della trasmissione. Hai deciso per questa sera di cirare insieme, di fare un piccolo ripasso. Questa volta vi detto che abbiamo fatto, usnot a mettere in pratica. E lo mettiamo in pratica c'è molto, con un esercizio. Per fare questo abbiamo scelto un test scritto da Rinaldo Vidoni, che è un scior di Artigne, e che test porta il titolo di Se il Signor al vol. E come uslerai il test, e voi a lui darei scritto per televisione, e potrei seguire con me, su palsfoi da televisione, la storia. Però stai ben attenti che in tutte queste conte non io darei mai un accento né corto né lungo. A sono stati proprio dismentati di questo perché voi se potessi provare io di là che la racing mettuts. Una volta lette la conte, a scrivere insieme tutte le parole che vanno accentate. E come lei insieme la conte, voi la seguite naturalmente anche io a lei su pasfoi, da televisione. Perché in classe si va distribuiti il sfoi con la conte, a chi non può farlo. Mi piacerebbe poter entrare in ogni chiesa e poi ha un sfoi per lui che vuole fare l'esercizio. Avendo di contentarsi dal merce da televisione. La storia comincia così. Se il Signor al vol. Un dì a buon'ore, San Pieri all'incontrà io per una via un mulinar che col piedi in bande e la giacchetta buttata sulle spalle al camminava svelto e scivilante. Tu la laisa bonom, così di estro già buon'ore? Gli domandò San Pieri. Sagre nestre vuoi vieli o voi merchiate vile? Se proprio tu si interessa tanto di savelu, gli rispondè che l'altri. E arrivato così là, sacrabolt, o vuoi comprarmi il più bel mush che è sulla place? E montata a cavalotto, o vuoi tornare dopo a chiesa di corsa? San Pieri, che non poteva glotti la int plena di boria, gli dice allora, non si chiacchiera così, biatom, in che smont, tutto dipende da volontà del Signore, e non da neste. Si che dunque, quando voi o volesse fare alc, cominciate intanto col di se il Signore al vol e o vedares che tutti uslaran drettis. Ma che l'altri, senza scomponersi da prediche, più sbirro che mai al giunte. Chi l'hai movieli? Chi sot la chiamese o el taquin e denti sono i bez? Là e la vile e sul merchiat al mush, credeso che il Signore importi un po' tutti questi nainis. E senza di più, né c'è un ebeu, il mulinare al tirare via per i suoi fazzi. Arrivato sul mercato, si mette subito in vore, parchiata la bestia che più aveva scomodato. Quanche te confusione, investit, un lari porta via svelti il taquin e duce caliere dentro. Figuraisi con c'è grab su stomaco il mulinare duce squintiata al chiappa sul tarto il troi di chiesa. È tornata a chiatà San Pieri, ma queste volte agli era il sant che riduciava sotto la barbatta, senza pierde tempo e lei quintri e al sclopadi di un flat come per liberarsi di un gran paese. Se il Signore al vol, o so state ville, e se il Signore al vol, come torni a chiesa sul marchiat, così il Signore l'ha voluto, mi han portato via il taquin. E se il Signore al vol, e mai in vita sol mulinare aveva mettuto tante devozioni te sosperaulis, che il folk lo sbreghi a flix il lari che mi ha rubato i bez. Ecco, questa è la storia. Attenzione però, come la vedi io dudo intanto che io la levi,
E come tornareis a io di la conte, con le paraules che van accentades. La chiatareis marcades sul schermo della televisione in grasset e con tutte linee tirate per sotto. Vale a dire che alla resa io di proprio che paraules dulache e accenti all'aving mettuts. E insieme come a io darin quali sono queste paraules. Allora, tacchim proprio dal titolo, se il signor al vul. Intanto, signor, sentis che la vocale è lunga, e allora, come lo darei scritto sul schermo da televisione, scritto in grassetto, e con tunerie tirate, e con l'accento tutto per zore, prima invece non era. Dopo era la parola vul, se il signor al vul, e anche questa era una vocale lunga. In chiamò avevi un D, perché avevano detto accenti, ma anche l'accento corto all'era, perché se io scrivo D è una preposizione, invece la mia storia attaccava un D a Buinore Sampieri all'inquintra, anche qui colava l'accento, U per una via, un mulinar, così a chialai anche voi, c'è che potete scrivere. A un certo punto hai dice Sampieri Dulà, e a chi allava l'accento, vai so bonom così di estro già buonore i domanda Sampieri. Ecco, tutte queste parole, come voi le ziodesi, proprio dal schermo da televisione. Più in davanti al dice, a grenestre voi vieli o voi a marchiat, ecco un'altra parola, a marchiat, e dopo vi chiamò, se proprio tu si interessa tanto di savelu, non vi chiarne di giaresi di savelu. I risponde, io dico che quando si fanno i verbi al passato, tipo risponde, di rispose, anche qui è l'accento corto. E rivat, un'altra parola, come continuai a iodi, rivat, che io so là, vuol dire che il puoi, perché se io scrivo l'accento e l'accento diventa un articolo, a voi comprami, chiamiamo un'altra parola, comprami, a sares comprar a me. Allora bisogna lasciare l'accento lungo sul verbo ed ogni viene giuntata la particella mi. Il più bel mus calè su paplace, perché se io lascio la è congiunzione, no verbo. E dopo chiamiamo la parola montat, anche lui dice che vuole montare su palmus. E montata a cavallotto, vuoi tornare, chiamiamo un'altra parola. Intanto che io scrivo, magari potresti passare note, così arrivai ad ora di capire quali parole scalavano marcate con l'accento. Come faccio di nuovo punti di spazio qui per ore per scrivere in chiamò, finire il testo. Ero arrivati a tornare. Più tardi lei, Sampieri che non poteva glotti la int plena di borre e dice. Dice, sta per disse, e anche qui è l'accento corto. Non si chiacchiera così, biat, hai dice, biat, sentite che la è lunga qui. In questo mondo tutto dipende da volontà, chiamiamo un'altra parola, volontà, dal Signore, lo abbiamo già scritto prima, dopo andiamo a un'altra parola, sicché, anche questa è l'accento corto, dunque, quando che vo, anche qui è l'accento lungo, o voles, noi diciamo in voles, e dopo andiamo a un'altra parola, fa, che porta l'accento. Al cominciate intanto col di, se il Signore al vul e o vedares, che tutti sulla randrettes, come ho un tocco più in davanti
E quando dice hai il queen ed enti sono i bets, enti sono di strani, bets si scrive così, e qui va l'accento lungo, dopo la, per dire che il puest, e io ne vile, sul merchiato lo vince scritto, è il mus, crodeso, al dice a un certo punto, crodeso, non dice in crodeso, crodeso che al signore in parte in produttis che snainis, e cence di, lo vince scritto, mulinar, di nuovo, al tirà via poi i suoi fazzi. Dopo vin, rivat, sul merchiat, si mette, un attiverb, con l'accento curto, per cercare il passato, subito in vore per chiatà, per trovare, che è un infinito dal verbo, quindi là la vocale lunga, la bestia che più è scomodat. Allora, comodat. E come scrivo l'ultima serie di parole, per finire questo esercizio che serviva a fare un tic da ripasso. Quando c'è una confusione, invece un lari, i porta, gli portò a Sares questo, porta via, svelti il taquin, figurarsi con c'è grosso stomaco che il mulinar, lo viene già scritto, tut squintiat, e qui va l'accento, al chiappà, prese, e questo è il passato, perché si mette l'accento curto, perché chiappà, prendere, alvares l'accento a così. Se invece qui è il passato chiappà, ha l'accento curto. Tornat, più in davanti si lei, tornat, a chiattà, anche qui abbiamo un altro accento lungo Sampieri, senza perdere tempi, le di andò incontro, che lei a chi sta parlando, e al sclopà, scusate, l'accento curto, a di, dut di un flat, a di, dut di un flat. Come per liberarsi, e sin quasi arrivato da P dal nostro esercizio, liberarsi di un gran paese. Se il signore al vul, allora il signor aveva la marcata la O, lo viene già scritto, al vul aveva marcata la U con l'accento lungo, o sono stat, si scrive con la A lunga, sono stato, sono stato tevile, se il signore al vul cumò, per dire adesso, metti l'accento curto, cumò, o torni a casa sul mercato, così il signore l'ha voluto. Mi han portato, che io darei una regola più in avanti sul verbo avere, dove che la terza persona plurale apporta l'accento, loro hanno portato, ma lui io darei più in avanti. E se il signor, anche qui va l'accento lungo al vul, e mai invite so, che il so, l'aggettivo possessivo, va marcato con l'accento lungo, il mulinar, di nuovo il mulinar con l'accento lungo, aveva messo tante devozioni, tes sos, che era il plurale, nelle sue paraulis, che il folk lo sbreghi a flix, illari, che mi ha rubato, i bets, e bets lo avevano già scritto. Ecco allora che not, abbiamo fatto in maniera semplice un esercizio per droppare anche i nostri svoi, oltre che la memoria. Periodi la calma chiave, un accento. Spero che questo esercizio, scusate, sia piaciuto. E dopo queste piccole fadie, per i passaggi che abbiamo imparato, us saluti sempre con i nostri bellissimi piantoni dal no così maculà, ricordando che se dopo la ploia salta fuori il sorelli dal cielo, hanno sia l'arcobalen ma sia l'arco di San Marco.
E prima di dare appuntamento a prossime puntate, a voi mandare un chiaro saluto a tutti che mi ascoltano, ad esempio dal canale di Chiaroi, e in modo particolare di Canone di 92 anni, così brava è un cinetà, che ogni mercoledì ha detto che con piacere ascolta ciò che spieghi. È un onore per me vedere scolars così in gambe. Buonasera a tutti e mandi. Mandi dal disegno per furlare che tu ti visi quando tu sei lontano, non tu vioderà qui sa per troppo